Amici sportivi, appassionati di calcio, ben trovati allo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri, seconda gara del girone di ritorno e 17ª complessiva del girone A di eccellenza di fronte a Don Carlo Misilmeri Unitas Sciacca. C'è il fischio dell'arbitro, Romano ci prova, la palla scende troppo tardi. Qui lo scambio che prova a servire la Vardera, poi Cerif calcia la parata di Maggio, ancora ci prova Youssef Cerif. Ancora Cerif che si libera bene, può andare al cross rasoterra, qui male Baiata, poi l'intervento da parte di Cerniglia che va vicino al gol di Mercurio. Se la porta sul destro di Mercurio ancora al limite dell'area, cerca il tiro, la palla esce, non di molto. Ricciulli scarica indietro, Cerif se la porta sul destro, serie di finte, ancora Cerif, vince un rimpallo, calcia! Palla sopra la traversa, occasione ancora per Cerif. Arriva poi il tocco per Romano, c'è spazio per Ricciulli, avanza invece Cerif. La Vardera vede adesso Ricciulli che controlla. 1 contro 1 con Fricano, opta poi per il cross, secondo palo Pavisic, il salvataggio di Maggio, parata distinto. E il calcio di punizione per l'Unitas Sciacca, Irace e Concialdi sulla palla, la rincorsa di Concialdi, sopra la traversa, la parabola di Piero Concialdi. La Vardera può spingere a destra, il cross prova ad arrivare Ricciulli, colpo di testa di Fricano, poi Cerniglia, palla fuori di pochissimo. Va Romano alla battuta della punizione, fischia l'arbitro, la rincorsa di Romano dentro l'area di rigore, spizzata da Cossentino, l'arbitro fischia. Batte Romano nel cuore dell'area, colpo di testa di Ricciulli sopra la traversa. Romano intercetta, Pavisic, Romano conduce la ripartenza della Don Carlo, Romano allarga, Cerif, palla per Romano che la piazza, Di Maggio in calcio d'angolo. Ancora Peppe Romano dalla bandierina. Cerca il primo palo, Cossentino non riesce a indirizzare, palla alta. Baiata. A vuoto qui Baiata, allora può andare Cerif. Cerif, ingresso in area, Cerif mette in mezzo, deviazione Pavisic, palla rimane lì Di Maggio. L'ultima parola ce l'ha lui e c'è anche fallo. Cassaro con la battuta. Secan la fa passare, Balde al tiro, Zummo. Di Maggio con la battuta lunga, sponda di Balde per Secan, Secan in area, vantaggio Unitas, il gol di Secan che non esulta contro la sua ex squadra e porta i suoi in vantaggio. Cerniglia apre subito bene, Cerif, subentra Pellegrino, Cerif può convergere, il cross, colpo di testa, fuori gioco di Pavisic, annullato il gol. Romano, pallone in mezzo, la smanacciata di Maggio, poi Matera, ma l'arbitro ha fermato il gioco. Di Mercurio anche per tenerla lontano, salta Cerniglia. Di Mercurio, serie di finte, poi passa ancora Di Mercurio, ingresso in area e tiro, palla fuori con deviazione di Zummo, calcio d'angolo. Lo chiami per nome, ho capito, lo chiami per nome, bravo, chiamalo per nome, bravo. Hai capito, la chiama per nome. Per l'arbitro basta così, vince l'Unitas Sciacca che spugna il campo della Don Carlo Misilmeri 1-0 col gol di Secan.